il libro delle radici. Il Teatro Massimo accoglie una cosa così importante come le radici. Abbiamo immaginato un registro nel quale gli emigrati che hanno fatto pezzi della storia della Sicilia e dell'Italia all'estero tornino e lasciano traccia di quello che hanno fatto. Ho resistito a non farmi venire le lacrime. Davide e Giovanni stanno facendo un grande lavoro e quello che c'è di bello è che lo fanno con passione, viene proprio dal cuore e si vedono i risultati. Un libro che raccoglierà firme di amici della Sicilia, ha una testimonianza di questa amicizia nel tempo, ma anche di questa identità. Firmare è un atto di volontà da una parte delle istituzioni che oggi hanno il potere di prendere decisioni e dall'altra parte la firma delle persone che rappresentano una parte bella e viva della nostra Sicilia. Credo che questo sguardo e questa differenza ti diano una ricchezza di quante sfumature abbiamo interne e non solo una monocorda, siamo una polifonia. Abbiamo vissuto un collegamento importante con Beverly Hills e questo fondamentalmente ci fa pensare che esistono due Sicilie, una Sicilia presente qua che è quella che viviamo giornalmente, ma anche una Sicilia diffusa nel mondo che vuole assolutamente connettersi a quello che noi facciamo, valorizzandolo e amplificandolo. Queste iniziative sono degne di nota, l'assessorato ai beni culturali cercherà di porre in essere ogni azione affinché si possa veicolare quel messaggio unico che la Sicilia è una terra meravigliosa. Questa serata è un punto di arrivo certamente, ma anche il punto di inizio del percorso delle radici voluto dal governo nazionale, di riallacciare questi nodi con le comunità e con gli immigrati che vivono nel resto del mondo. E non fermiamoci, firmare questo libro, queste non sono delle sciocchezze, sono le cose veramente fatte con tanto planning, come diciamo noi. Il Made in Sicily si conferma garanzia di connessione, garanzia di contatti, garanzia di sistema, ma garanzia di valore. Viva la Sicilia!